Diciamo che era proprio necessario affrontare questo discorso oggi, visto che abbiamo seduta d'aula e c'era già stata l'occasione della presentazione della mozione. Visti i fatti piuttosto sconcertanti a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni con particolare gravità nella giornata di ieri. Ora, quello che ed è sicuramente difficile come dire, trovare chi ha ragione e chi ha torto, perché è una complessa situazione quella che è stata portata all'esasperazione, perché sicuramente quando dei contrasti, quando delle diversità di punti di vista rispetto alla propria situazione poi si riducono ad un esercizio della forza, questo è veramente molto grave. E infatti degli errori sono stati sicuramente commessi, è possibile da entrambe le parti, ma di sicuro il torto ce l'ha quello che per primo esercita la violenza fisica, e questo è indiscusso, indipendentemente da quanto sia stato provocato o non provocato. Questo avviene dappertutto. Il primo che lancia un pugno ha torto, marcio, e questo deve essere enfatizzato. Convengo anch'io che sia opportuno riuscire a fare sintesi delle diverse posizioni che sono state espresse e verranno espresse in questo Consiglio, però e su questo in qualche modo ci riconosciamo di più rispetto all'emendamento presentato da Tondo e Colautti, dove bisogna tenere conto del contesto. Adesso questo è accaduto in Catalogna, è molto che la situazione come dire, va avanti, si piccano e si ripiccano, e però si è arrivato a un punto culmine dove di sicuro non sono espresse solamente delle rivendicazioni come dire, assolute di autodeterminazione, di necessità di indipendenza, ma si è arrivato lì per una serie di argomenti e di rivendicazioni, di necessità, di situazioni che si sono in qualche modo esasperate, e non dobbiamo dimenticare che, come ha anche detto il Presidente Liva prima, spesso sotto ci sono delle condizioni molto pratiche, si tratta di economia, si tratta di dove girano i soldi, dove non girano i soldi. Quando la situazione diventa disperata ognuno si attacca a quello che ha, e di sicuro è più reticente, più attento a dove mette la sua solidarietà. Ma a questo ci siamo arrivati per una ventina d'anni di politiche che non ci stanno aiutando. Adesso è successo in Catalogna, ma se continuiamo ad andare avanti così, questi focolai verranno fuori dappertutto, perché le politiche attuate in questa Unione Europea, che sono delle politiche senza senso, utilizzate già in precedenze, in altri momenti storici dove sappiamo come è andata a finire, lo abbiamo già visto. E questo che non capisco come non venga riconosciuto. Le stesse politiche cicliche, cioè verso il ciclo economico che si sta sviluppando, che è un ciclo economico di depressione, sono state attuate all'inizio del secolo scorso e poi si è finiti con la Seconda Guerra Mondiale. Allora, vogliamo svegliarci? Vogliamo smetterla di sognare e guardare le cose come stanno e cercare di attuare delle politiche che vadano nella direzione delle persone, che vadano nella direzione della possibilità di produrre economia, produrre reddito, redistribuire reddito, e non invece costringere in qualche modo oppure dare libero sfogo a chi, approfittando delle rivendicazioni, come dire, di autodeterminazione, cerca di
preservare quel poco che gli è rimasto per differenziarsi e mantenere un livello di vita e di esistenza che sia decente per il suo popolo. Allora noi, se dobbiamo in qualche modo esprimere una posizione, è chiaro che dobbiamo rivolgerci al governo della Spagna, perché non si possono affrontare così le situazioni, non si può arrivare a armare la polizia contro chi in maniera non violenta rivendica un diritto, vuole provare ad esprimere la sua volontà. Avrebbero potuto usare moltissime altre soluzioni, anche lasciargli fare un referendum e poi semplicemente dichiararlo incostituzionale, così come era già stato fatto, non cambiava molto. Magari gli andava anche bene, magari il sano dibattito e come dire, lo scambio di relative posizioni avrebbe portato ad avere non una stragrande maggioranza di sì all'indipendenza all'interno della Catalogna, perché si parlano, perché comunque il vantaggio di far parte di uno Stato nazionale viene compreso anche da chi produce, e quindi hanno semplicemente tolto la possibilità a delle persone di esprimersi, e qua lo abbiamo visto diverse volte. Quando si nega la possibilità alle persone di dire la loro, poi si ottiene semplicemente una condizione peggiore. Vince chi rimane più ancorato al principio di difendere il proprio orticello. Allora noi sicuramente potremmo e dovremmo riuscire a trovare un documento che enfatizzi questo, ma anche il fatto che l'Unione Europea, così com'è strutturata adesso, le politiche che sono, come dire, che la fanno da padrone, e se per caso andremo a parlare anche del caso Pittini, avremo modo di riprendere questo argomento, devono essere cambiate. Si può avere un sogno, ma questo sogno non deve rimanere nel mondo delle nuvole, deve essere una cosa concreta e deve, e si può, perché ci sono gli strumenti, essere pianificato e progettato in modo che a pagarne non siano le persone, perché ci si dimentica molto spesso che dietro ai grandi principi poi ci sono tutte le milioni di persone che vivono ognuno nel suo paese, nel rispettivo piccolo paesino che fa parte di una regione, che fa parte di uno Stato, e se le persone non sono messe nella condizione di poter vivere in modo dignitoso, poi si aggregano per rivendicare i propri diritti.